In merito all'anniversario della strage di Ravanusa interviene l'assessore regionale Giusy Savarino. Nessuno può dimenticare la tragedia di Ravanusa, afferma l'assessore originaria di Ravanusa, e le 9 vittime. Non si può dimenticare Samuele, il bimbo mai nato, e di certo nessuno dimentica le 36 famiglie spollate che hanno perso la loro casa. Il governo Schifani ha lavorato in silenzio per dare una risposta concreta alla cittadinanza ravanusana. Ringrazio il Presidente per la sensibilità dimostrata. Questo quanto affermato dall'assessore al territorio e ambiente Savarino a 3 anni dalla strage di Ravanusa, l'esplosione che nell'Agrigentino costò la vita a 9 persone provocata da una perdita di gas dalla rete di distribuzione del metano. Il capo della protezione civile Salvo Cocina, continua l'assessore Savarino, ha firmato il decreto che garantisce gli aiuti per l'affitto agli sfollati, per i quali è stato previsto attraverso un mio emendamento approvato in sede di variazioni di bilancio un ristoro economico in attesa della ricostruzione che non tarderà ad arrivare. Entro fine mese, infatti, dopo l'approvazione dei fondi del CIPES e il passaggio alla Corte dei Conti, saranno sbloccate le risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione individuate dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal Presidente della Regione Renato Schifani, per riqualificare l'area devastata dall'esplosione e passare così allo step successivo a cura dell'assessore alle infrastrutture Ricò. Questo, ha concluso la Savarino, ci permetterà di risollevare Ravanusa e la sua comunità e colmare una voragine purtroppo ancora aperta.